Un gesto pieno di amore, quello di Giuseppe Rizzuto di Favara nei confronti dei ravanusani. Rizzuto, ex vicepresidente del Consiglio Comunale, ha chiamato il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Ancelo, mettendo a disposizione degli sfollati la propria villa. Un gesto nobile, come lo ha definito lo stesso primo cittadino ravanusano. Sicuramente un altro esempio di come Giuseppe Rizzuto intende portare avanti la sua opera nel sociale. Di opere buone l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Favara ne ha fatte tante, come volontario della San Vincenzo, un impegno che lo vede in prima linea da 25 anni. Praticamente Giuseppe Rizzuto mette sempre il cuore in tutto quello che fa. Lui non è certo una persona magica, è semplicemente un uomo che dovrebbero imitare molti, soprattutto tra i politici. Avere pensato agli sfollati di Ravanusa, che stanno vivendo anch'essi il peso della tragedia, offrendo loro un degno riparo, dimostra ancora una volta la sua bontà d'animo.